Conte, pronto il decreto rilancio per far ripartire il paese, bonus babysitter, stop dell'IRAP a giugno per aiutare le imprese. Bonafede alla Camera, offese mia onorabilità e delle vittime di mafia, maggioranza lotta ai boss, priorità, opposizione si dimetta. Blitz anticosca della Guardia di Finanza tra Palermo e Milano, 91 gli arresti, i clan pronti ad approfittare dell'emergenza virus. Minacce di morte sui social contro Silvia Romano, la Procura di Milano apre un'inchiesta, prima notte a casa dopo la liberazione. Arcuri conferma, mascherine costeranno 50 centesimi, distribuite 208 milioni da inizio emergenza, gli speculatori si facciano una ragione. Il Papa ringrazia gli infermieri, santi della porta accanto, buoni samaritani, poi l'appello ai governi, investire nella sanità pubblica. 25 anni fa moriva Mia Martini, voce unica della canzone italiana, talento purissimo, vita sfortunata e vittima dei pregiudizi. L'omaggio di Rai 1 stasera con Io sono Mia, film TV interpretato da Serena Rossi. Buongiorno dal TG1. Governo al lavoro sul decreto rilancio da 55 miliardi per far ripartire l'economia. Il Premier Conte parla di confronto costruttivo nella maggioranza e rivendica il gioco di squadra. L'obiettivo, sottolinea Conte, è dare nelle prossime ore il via libera ad una serie di aiuti per famiglie e imprese. Roberto Kinzari. La sintesi politica è stata raggiunta. La maggioranza lavora senza sosta per dare il via libera nelle prossime ore ai provvedimenti del decreto rilancio. È un